Buonasera a tutti, benvenuti all'ippodromo del Savio di Cesena. Sono prossimi al via i partecipanti alla prima corsa, questa di martedì 29 luglio. È una giornata incentrata sulla Tris Quartet Quinte Nazionale e sulla terza semifinale del Tommaso Grassi Award 2025 Super Frustino. 10 drivers a sfidarsi. Il primo andrà in finale il giorno 26 di agosto. Il secondo dovrà ottenere un punteggio migliore possibile per poi andare a fare il ballottaggio. Saranno i due migliori secondi classificati ad andare in finale. Al momento i secondi sono con 18 punti e con 16 punti e mezzo, quindi questo è il punteggio da battere. Con più di 18 punti arrivando secondi si è matematicamente qualificati. Siamo in partenza. Driver di oggi sono con l'1 Gaia's Life Santomollo, 2 Genesi dei Venti Vincenzo D'Alessandro, non corre con il 3 Gala Waiselle che era affidata da Edoardo Loccisano, 4 Gaia Alter Carmine Piscuoglio, 5 Giusy Dipa Roberto Ruvolo, 6 Gelso Moro P Manuel Pistone, 7 Gwendalina Trio Davide Cangiano, 8 Galius Mark Sandro Miraglia, 9 Unexpected Tile Francesco Pettinari, 10 Jimmy Xing Daniele Cuglini partiti ed è veloce Giusy Dipa che prende la testa. Al suo esterno si presenta Gelso Moro P che va a chiedere strada, poi dalla seconda fila è veloce Galius Mark che taglia fuori Gaia Alter e intanto a metà della prima curva passa a condurre Gelso Moro OP che è in vantaggio nei confronti di Giusy Dipa. Terza posizione per Gaia's Life, di fuori Galius Mark che si trascina Unexpected Tile, poi ancora allo steccato Genesi dei Venti, all'esterno ancora Gaia Alter, mentre alla retroguardia ci sono Gwendalina Trio che precede il solo Jimmy Xin. 400 metri in 31,1 tranquilli sul piedi dell'1,17,5 al chilometro. Emanuel Pistone con Gelso Moro P amministra le operazioni, vede arrivare al suo esterno Galius Mark che progredisce e arriva accanto al battistrada dopo 600 metri in 46,7. Al comando sempre Gelso Moro P, al suo esterno Galius Mark, in corda c'è Giusy Dipa che precede Gaia's Life, seconda pariglia per Unexpected Tile, poi ancora Genesi dei Venti con all'esterno Gaia Alter, mentre la favorita Gwendalina Trio rimane in ultima posizione allo steccato. Sulla curva di destra non cambia nulla, se ne va il primo chilometro di gara, passato in 1,17 da Gelso Moro OP, al suo esterno c'è sempre Galius Mark, alla corda c'è Giusy Dipa, in pariglia Unexpected Tile, poi Gaia's Life, 400 al palo, 14,6 la retta opposta alle tribune, 1,31,6 1.200, è in vantaggio Gelso Moro P, sempre nella sua scia Giusy Dipa, sbaglia Unexpected Tile, sposta dalla seconda posizione Giusy Dipa che va all'attacco di Gelso Moro P che prova la difesa, in open stretch si infila Gaia's Life, in vantaggio Giusy Dipa che sta passando, perde un po' il passo, di dentro si infila Gaia's Life, lo scatto di Gaia's Life, Gaia's Life vince nei confronti di Giusy Dipa. Poi per il terzo Gelso Moro P è riaccostato da Genesi dei Venti, 31,4 per gli ultimi 400 di corsa, lo scatto in open stretch di Gaia's Life, Santomollo per il training di Roberto D'Alessandro, i colori di Giorgio Cangiano, tutto il team D'Alessandro Lonano, la vittoria per Santomollo che già era uno di quelli con le maggiori chance in serata, comincia benissimo con 10 punti. Secondo posto per Giusy Dipa che sembrava passare, poi ha avuto piccolo on pass, mentre per il terzo posto è arrivata forte Genesi dei Venti a coprire Gelso Moro OP e probabilmente a batterlo, però sono molto vicini i due, bisogna andare dal giudice d'arrivo. Quel che è certo è il successo di Gaia's Life e Santomollo.